questo Papa davvero capacissimo di maneggiare i mezzi di comunicazione, e aveva salutato la folla in quella maniera che è questa qui che tutti ci ricordiamo. Fratelli e sorelle, buonasera. Ecco, non so chi di voi che reazione avete avuto. A me è stato immediatamente simpatico, cioè la prima reazione da povero giovanotto cresciuto negli anni '80 e che da bambino guardava Drive-In, vedere un Papa che si rivolgeva in televisione con il linguaggio televisivo un po' alla Gabriella Golia, senza voler mischiare sacro e profano, mi è stato immediatamente familiare, ecco, oltre che simpatico. Oggi ricorrono i 2 anni di questo pontificato e ovviamente non vogliamo qui a Rebelotti in alcun modo andare a sfiorare quella che è, diciamo, la mission che dovrebbe caratterizzare il pontefice, ossia la cura delle anime. Ognuno pensi alla sua e penso che ognuno ha già il suo bel da fare. Però è chiaro che il Papa è anche una figura di grosso spessore politico internazionale e nazionale in Italia. Un Papa che in questi 2 anni ha preso molte posizioni controverse che hanno diviso anche gli stessi cattolici, e quindi qui, senza scomodare nessuno nel regno dei cieli, direi che può essere interessante, sempre a microfono aperto, visto che oggi non funzionano gli SMS, e se non ci siete voi io mi sento solo, allo 0266 20 35 29 spalanchiamo le linee per parlare di Papa Francesco I, il politico. Da politico, senza tirare in ballo i santi e quant'altro, ha preso delle posizioni che avete apprezzato o ha preso delle posizioni che non vi sono piaciute? Insomma, quali sono secondo voi i top e i flop di questo Papa quando si esprime in un modo che in qualche modo contagia la sfera politica? Così su 2 piedi possiamo ricordarne alcune. La prima sicuramente che balza alla memoria è il fatto che comunque questo Papa, pensate, insieme a Vladimir Putin, pensate come è cambiato il mondo, il Papa e l'inquilino del Cremlino hanno fermato, a tutti gli effetti hanno avuto un ruolo decisivo nel fermare i bombardamenti di Obama contro Bashar al-Assad. Questo era un fatto di cui vi avevamo anche dato conto mentre succedeva, e c'era stato uno stupore da parte di tanti analisti che davano proprio il segno di come fosse radicalmente cambiato il paradigma novecentesco, per cui il Papa e il premier russo sono stati i 2 nemici storici di tutta la guerra fredda. Ebbene, insieme hanno in qualche modo fermato Barack Obama in quella occasione. Papa che però non è stato solo questo, in ambito politico è stato certamente l'ispiratore della missione Mare Nostrum, che comunque nasce per bocca degli stessi, diciamo così, organizzatori. Ai tempi era il governo Letta, proprio dalla visita di Francesco I a Lampedusa, un Papa che sulla strage di Charlie Hebdo ha detto, dopo la strage ma nei giorni ancora caldi, che se qualcuno parla male di mia mamma è normale che gli tira un pugno, e questo da alcuni, anche nel filo diretto che gli avevamo dedicato, aveva un po' strizzato l'occhio diciamo al fanatismo, secondo alcuni, secondo altri invece era la giusta tutela della sfera religiosa. Insomma, un Papa controverso, e noi in modo controverso qui su Radio Padania cerchiamo di vedere come lo avete vissuto voi, come lo state vivendo voi. L'unica preghiera che vi faccio, e vi chiedo di esaudirla, è ricordarvi che qui non abbiamo alcuna competenza di parlare di cose teologiche, perché c'è anche tutto un vasto e ampio spettro di questioni teologiche che questo Papa ha messo in discussione. Qui evitiamole, stiamo più terra concreti sul Papa Francesco I politico. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Sì, pronto, ma bisogna parlare per forza del Papa? No, si può parlare di qualcos'altro. Ecco, no, io il Papa lo lascio stare, sono problemi del Papa. Vabbè. Ieri sera però ho visto Santoro. Beh, parliamo diciamo dal Papa a Santoro, va bene, siamo sempre in odore di santità. Una cosa, qui sta partendo una campagna anti-Salvini, perché ho sentito anche quell'altro schifosetto di un Travaglio. Cioè non mi è piaciuto Paragone, ex leghista, che non ha difeso i leghisti. Ma mi scusi, lei come si chiama? Attenzione, perché fanno veramente schifo questi qua. Ecco, lei come si chiama?
io mi chiamo Silvio, ti telefono da Como. Oh, Silvio, ma posso farti una domanda antropologica, già che abbiamo cambiato argomento per un attimo? Dimmi. Ti volevo chiedere, ma se, insomma, non penso che a te piaccia molto né Santoro né Travaglio. No, assolutamente, no, ma noi perché li guardi? Ha cambiato 6 casacche ma perché li guardi, Silvio? Mi togli questo l'ho dubbio. Guardato per caso, ti spiego perché. Per caso, ci sono 99 canali. Essendo tifoso del Milan non c'era, ho fatto un po' di zapping e mi sono capitato proprio quel momento che parlava male di Salvini e della Lega. E sei rimasto e poi lì. Ho visto che c'era, e allora lì ho cominciato a capire, attenzione, finito con Berlusconi, attacco Marupiti i coglioni a chi dalla Lega. Va bene, grazie Silvio. No, l'analisi è perfetta, c'era solo questa mia curiosità perché ogni tanto capita che qui raccogliamo telefonate di chi ha visto un talk show e dice ma non è possibile, quel talk show è terribile, è brutto, ma cosa lo guardate a fare? Mi viene da domandarmi, al netto poi della questione. Mi è piaciuta la domanda iniziale, bisogna parlare per forza del Papa? No, non bisogna parlare per forza di niente. Da questa parte del microfono io provo a ingegnarmi, a volte con successo, a volte meno, a tracciare degli orientamenti per i fili diretti in modo tale che abbiano un capo e una coda, ma se volete anarchicamente disobbedire al conduttore non posso che essere contento, perché proprio ieri abbiamo parlato di disobbedienza, quindi figuriamoci se è obbligatorio parlarne. Secondo me è interessante parlarne perché il Papa non è che il Papa sta lì, perché il Papa che sta lì va bene, il Papa prende anche delle posizioni politiche sulle quali si può parlare serenamente, e però vedendo se siamo d'accordo o non siamo d'accordo, oppure in che misura sono utili anche al dibattito politico. Pronto? Pronto? Sì, salve. Buonasera, avevo appunto parlare di questo Papa, ma non del Papa solo, della tendenza, diciamo così, di tutti gli ecclesiastici in questo periodo. Ecco, quello completamente evadono dal loro tema, che dovrebbe essere teologico, parlare di Dio, di cristianità, cioè ecco, quello, sono più buttati alla politica anche loro o allo sbaraglio. Certamente questo è un buon simbolo della crisi che c'è oggi, e mi sembra di aver rilevato, in tutti gli ecclesiastici. Niente, va così. Grazie. Era il Papa che doveva essere votato e di quello che lui rappresenta. Se loro facessero, come dire, solo il loro tema, cioè portare la gente a Dio, parlare un pochino di più di questo Dio, molti problemi che tuttora viviamo sarebbero un pochino alleggeriti oppure visti in tutt'altre visioni. No, questo era il Papa che in questo periodo doveva. Io la vedo brutta per questi sacerdoti, per questi ecclesiastici, che non difendono direttamente né Cristo e né cristiani, sono un po' allo sbaraglio. Grazie. Ti ringrazio e mi auguro di sbagliare. Ma ce lo auguriamo sempre tutti di sbagliare, ma questa è una radio che cerca di darvi le notizie scomode, perché di comode ne sono piene le redazioni di tanti giornali. Quello che diciamo fa il paio con quanto ci ha appena detto questa ascoltatrice, dice insomma gli ecclesiastici stanno evadendo alla loro missione e parlano più di temi che non dovrebbero competergli. Questo quando si tratta di temi generali, concreti, la povertà eccetera, per usare alcuni delle tematiche, no, che tocca il Papa Francesco I, allora lì siamo a tematiche generali. Sicuramente però la osservazione che ha fatto la nostra ascoltatrice calza in pieno la riflessione del cardinale Bagnasco sul ritorno di Berlusconi, cioè una persona che è un alto gerarca della Chiesa non dovrebbe nemmeno nominare il nome di un singolo politico e non dovrebbe dire Berlusconi ritorna, faccia i conti bene con il contesto, cioè Bagnasco dovrebbe occuparsi di fare altre cose e non di parlare all'unica e diciamo non certo bisognosa d'aiuto pecorella smarrita nella persona di Berlusconi. Andiamo avanti con i vostri pareri. Pronto? Sono io? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, Raffaele da Mantova. Ciao Raffaele. Ciao. Oggi ha rilasciato un'intervista a una TV messicana, avrai sentito, dove dice che si sente di tirare avanti 2 o 3 anni, non di più, ma forse si sbaglia, non so, avrà i suoi motivi, o forse ci sarà di mezzo Nostradamus. Comunque, questo Papa non lascerà certamente... Dimmi. No, vai, non ho detto niente. Ecco, questo Papa non lascerà certamente il ricordo che può aver lasciato
Papa Giovanni XXIII o Wojtyla, che erano personaggi completamente diversi, però io lo ricorderò per una cosa. Meno di un mese fa, se non mi sbaglio, ha detto in aereo intanto che tornava da qualche parte: se qualcuno offende mia madre gli do un ceffone. Quella è rimasta, adesso mi ritrovo che è stato depenalizzato il reato di lesioni personali e anche il reato di istigazione. Quindi non so se c'è un collegamento fra queste due cose, perché se qualcuno offende mia madre, che sarebbe purtroppo davvero... non c'è più, a questo punto gli posso dare 3-4 ceffoni che in galera non ci vado. Guarda, temo che quell'affermazione possa avere un significato distorsivo ben peggiore di questo, perché arrivava all'indomani della strage all'interno di un giornale satirico. Poi infatti lui stesso, Francesco I, lo ha in qualche misura rettificato, e quindi temo che la distorsione sia ben peggiore della depenalizzazione, che comunque fa parte di altri deliri che trattiamo spesso nelle nostre trasmissioni. Andiamo avanti però con le vostre opinioni. 0266 20 35 29. Pronto? Pronto? Sì, salve. No, niente, scusa se posso parlare, perché del Papa, vabbè, io se parlo del Papa mi arrabbio e perciò preferisco non parlarne. Beh, ma arrabbiati, così ti sfoghi, sì, non tenerla dentro. Però posso dirti che a volte è anche opportuno ascoltare, ad esempio, con le trasmissioni tipo ieri sera di Santoro, che io sono qui ancora inviperita, perché questi giornalisti sporcaccioni mentali, perché secondo me dovrebbero infilare la testa nella lavatrice a 95 gradi, perché guarda che Salvini non si vede più da parecchio e stanno infilando in tutti questi programmi contro la Lega, contro Salvini. Veramente è disgustoso. Beh, ma lei pensi a quante persone come lei li guardano, sì, ma poi hanno la reazione opposta, e tragga speranza da questo. Grazie mille, andiamo avanti. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Bifi di Bellusco. Bifi. Allora, non so, bruciano le chiese, uccidono tutti i cristiani, io questo Francesco non ho capito da che parte sta. E un'altra cosa. Non si è fatto sentire abbastanza, dici, su quello che succede ai cristiani nel mondo? No, diciamo che ieri sera il buon Luttaz, con la complicità di Santoro, hanno inventato la pornografia parlata. Ecco. Vabbè, questa poi è sempre questa vostra perversione televisiva che va bene, io sono contento, ecco, questa possiamo trattarla, io vi consiglio di non farlo, non guardate programmi che vi fanno arrabbiare. Nella vita di tutti i giorni, di tutte le persone che non vivono sulla Luna, sono sicuro che troverete abbastanza motivi per arrabbiarvi davvero, e non con uno schermo che non vi può neanche rispondere, soprattutto non vi vuole rispondere. Pronto? Pronto, Radio Padania? Sì. Io sono Giuseppe, chiamo dalle Langhe. Ciao Giuseppe. Niente, riguardo al Papa, volevo dire che per me è l'unica persona che ci salva, diciamo, non fa parte dell'Italia, ma diciamo anche dell'Italia. Se fossero tutti come questo Papa lì, noi saremmo dei gran signori. Ti sta Avessimo convincendo? lui a comandare al posto di quello stronzo che si chiama Renzi, saremmo tutti dei signori, per carità. Per me persona, per me come lui non ce n'è, buon chiuso, anche se sono cattolico, ma non vado a messa. Ecco, però ti sta convincendo. E se per me se posso chiederti qual è la parte, diciamo, o l'atteggiamento, cos'è qualcosa? È simpatico, lui è simpatico, alla buona, dice: ma se mi dai un calcio a me te ne do uno a te. Tu così faccio una cosa, bisogna essere così. Pensa che lui, quando hai ragione, faceva butta fuori dentro delle discoteche, figurati se non c'ha le palle sotto, non è un cretino. Diciamo, la persona ti ha conquistato più che il ruolo, giusto? Esatto, per il ruolo, diciamo, lascia perdere, perché bisogna fare quello che dicono, ma non ascoltare quello che dicono, ma non fare quello che fanno loro, perché se uno guarda i preti, certo, se guardi quello che la persona, Giuseppe, ci siamo capiti, no? La persona che al di là del ruolo ti convince e ti sembra il miglior Papa possibile, anzi in Italia molto meglio di gran parte della classe dirigente. Per me è una gran bella persona, basta. Grazie mille Giuseppe, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Mi chiamo Eddie, telefono dalle Langhe, anch'io. Trovatevi. Sì, no, senti, a me sembra che il Papa stia il degno prosieguo di Wojtyła, cioè due papi l'uno dietro l'altro, a parte un piccolo intermezzo,
perfettamente sintonizzati con la globalizzazione. E questo Papa sta cercando semplicemente di convincere i poveri che povero è bello per stimolare ad accettare una globalizzazione che ci impoverirà costantemente. Questa è una chiave di lettura molto profonda, direi sistemica, no? Di questo Papa che risponde a esigenze proprio del periodo storico, secondo te, cioè di spiegare alle masse, prepararle a un impoverimento. Tu la vedi così? È caduta la linea, però mi sembrava che la vedesse così. Ok, abbiamo ancora un'altra telefonata da prendere, 0266 20 35 29, pronto? Ciao Marco, sono Dino da Brescia. Ciao Dino. Ascolta, per me esiste solo un Papa, Giovanni XXIII, e basta. Gli altri, nessuno. E guarda che ti parlo da ex chierichetto, che poi quando ho conosciuto cosa c'è nel mondo diciamo del clero, ne sono uscito fuori. Si può dire schifato oppure si rischia? No, si può dire. No, perché però ecco, io non voglio entrare in storie, in faccende teologiche. Sì, no, ma adesso io volevo dirti, ecco, allora, quando c'è gente che vota, tutta questa gente che vota Renzi affascinato da questo suo linguaggio, eccetera, questo qui è un altro come Renzi, Marco. Questo qui è un altro come Renzi. Io all'inizio, personaggio più pubblicitario. Ma quando ho cominciato a vedere che lui va a Lampedusa, accogliamoli, a lui non ne accoglie neanche uno, che vive comunque. Ma quale Francesco? Ma questo qui dovrebbe vergognarsi Francesco di portare quel nome lì. Comunque è un sovrano, non è un poverello scalzo, quindi Francesco sì, tutto I. quello che vuoi. Allora cominci a dare lui l'esempio. Ce n'ha tanti, c'è tante distanze. Grazie. Potrebbe dire guarda, io comincio io. Come disse Maradona quando incontrò Papa Giovanni Paolo II, che disse: Maradona, sono molto preoccupato per la povertà nel mondo. Maradona gli disse: si venda il tetto, santità. Quindi vedete che nel calcolo dei grandi numeri anche Maradona ogni tanto ci regala qualche intuizione. Prendiamo qualche altra telefonata, abbiamo 3 minuti, prendiamo l'ultima allora. Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Francesco, guarda caso da Milano. Ciao Francesco, è un omonimo. Ti dirò anche che lavoro per le chiese e ho lavorato anche in Vaticano. Quindi diciamo che sei... Conosco molto bene, ho conosciuto anche Benedetto XVI di persona, sono stato ricevuto da lui. Guarda, ti dico una cosa, a me piaceva di più Ratzinger e ti spiego il perché. Perché io penso che anche nel stato della Chiesa e nella nostra religione sarebbe ora, non a livello dell'Islam, che si prendesse una posizione e si smettesse di fare questo buonismo e anche la Chiesa dovesse iniziare a dire come fece Ratzinger allora: se tu ammazzi in nome della religione ti ricevi quello che ti spetta. Perché non è corretto continuare a pensare e dire siamo tutti fratelli, siamo tutti uguali, quando una parte dei nostri fratelli ci uccide. Caino, quando ha ammazzato Abele, l'ha pagata. Dio gliel'ha fatta pagare. Non entro in questioni teologiche, ti ripeto. Dio gli ha detto nessuno, è controversa e non ho la competenza. Comunque Francesco, non ti convince tanto il tuo omonimo? No, non mi convince, guarda, ti dico la verità. Io vorrei che un Papa, in quanto capo di una religione... prendesse posizioni più nette. Sì, capita. Esatto. E devi dire no, non si uccide in nome della religione, nessuno deve uccidere in nome della religione. Grazie mille. E intanto, proprio perché probabilmente ci sta sentendo Papa Francesco I, c'è un'audizione straordinaria che dice giubileo straordinario nel 2015. Lo annuncerà il Papa, è proprio un'ultima ora di quelle rosse, simile peraltro a quella ultima ora che aveva annunciato le dimissioni di Ratzinger, e quanto stupore quando quella notizia venne data al mondo, e questa genera un po' meno stupore. Giubileo straordinario nel 2015, lo annuncerà a breve il Papa, e quindi vedete come abbiamo chiuso questa nostra mezz'ora perfettamente sincronici con l'agenda del Papa, che ci ha risposto per le rime. Insomma, Radio Padania fa filo diretto su di me, e sai cosa faccio io? Faccio il giubileo nel 2015, e quindi avremo il giubileo.
Noi invece giubiliamo adesso insieme con una bella pausa pubblicitaria che giubila le casse della nostra radio, dopodiché con Giuliana Bortolozzo facciamo il punto su tutte le altre cose che stanno succedendo oggi in giro per il mondo, ma soprattutto in questo strano paese noto alle cronache come Italia, e poi torniamo in diretta per il guerrone di Gilberto Neto, il centenario della Grande Guerra riletta qui su Radio Padania. A tra poco! Oh! Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo oh da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations con Blind Spot Alert. Vede dove tu non vedi e lei